Eder. Mech. Pallister. Ciao caro Eder. Eccomi qui, nuovamente per parlarti delle scarpe di Lily. Molti sostengono che Lily abbia camminato nel bosco, ma non può essere così considerato che di vegetazione a terra ve ne era molta e che per arrivare al punto di ritrovo del cadavere avrebbe calpestato molto ed avverrebbe appreso sulle suole gli elementi vegetali presenti. Le suole invece erano pulitissime ad eccezione di un accenno di resina che anche tale non si rinviene. Emerge quindi che esista la totale certezza che Lily non abbia calpestato la vegetazione del posto e quindi, non avendo il dono del volo, lei è stata portata lì, morta. La novità di oggi è un'altra, ovvero, non avendo nulla in pratica sulle suole, lei non ha camminato da nessuna altra parte se non a calpestare le strade asfaltate che l'hanno ripresa dalle telecamere. E poi, unicamente una parte di suolo non più asfaltato, ma deve essere di terreno ove apprende la resina, poi rinvenuta sulla suola di una scarpa. Tutto ciò ci dà una direzione motoria, tenuta dalla Lily in vita da morta. Allora le cose stanno così, non prendiamoci in giro. Lily, con l'auto su cui è salita perché conosceva la persona a bordo, andrà in un luogo appartato per discutere e questo luogo non può essere asfaltato. E ne c'è. È un terreno in cui lei farà solo un accenno di camminata e vi spiego subito perché e cosa succederà in seguito ed il motivo per cui ha solo una piccola resina su una suola delle scarpe. Il terreno che ha calpestato è quello di una zona a portata di mano nel Parco San Giovanni. Questo è un dato sicuro e prevede la presenza di resina. Lily è scesa per pochi passi e sarà subito raggiunta perché voleva fuggire, ma non le è stato consentito e sarà ripresa come ennesima aggressione e con il seguito di quella spinta che la farà rovinare per terra e sbattere. La tempia con una contusione di vaste proporzioni che sta rimanendo lettera morta, ma la Cattaneo lo sta valorizzando, perché da lì parte la sequenza che porterà ad emorragie, poi asfissia e decesso. Ti voglio? Bene, pita allontanisce. Per noi è tutto chiaro adesso e attendiamo solo la perizia per gridarlo ancora più forte. Inoltre precisiamo che il corpo è stato tenuto sotto lo zero in una grotta di protezione del piano carsico, che il terzo conosce bene e sa non essere frequentata da animali, ma che potrebbe avere anche una chiusura di accesso all'animale. Il resto lo abbiamo detto sulla pulizia fatta su Lily non solo per le impronte ma sulle tracce di sangue. Abbiamo proposto una ricerca una ricerca particolare che è ancora in fase sperimentale, però è molto interessante, che ci potrà sul microbiota dei tessuti, che ci potrà dare delle risposte utili per definire la data della morte. E questa è una cosa molto importante. E noi siamo fiduciosi di poter avere delle indicazioni utili, perché al momento i reperti che abbiamo sono compatibili sia con un decesso avvenuto poco prima del ritrovamento, sia con un decesso avvenuto nel giorno della scomparsa. Il giorno 8 gennaio avremo un nuovo incontro telematico, non in presenza, e lì sentiremo le ultime cose, perché poi ci sarà la perizia deve essere depositata entro il 15 gennaio. Per come è stato ritrovata la salma, non è difficilmente compatibile con il suicidio, anche se non si può escludere. Possiamo dire, secondo me, con buona certezza, che queste lesioni sono state inferte da terzi. Sono le lesioni a un emivolto, cioè mezzo volto. Dalla parte opposta c'è una lesione nella regione paridotemporale, al vertice del capo c'è un'altra lesione, a livello mandibolare c'è un'altra lesione, poi c'è una frattura alla seconda vertebra toracica, c'è una lesione al palmo della mano destra e c'è una lesione nella regione presternale. E quindi sono tante lesioni.
Avevamo anticipato subito che il deposito della Cattaneo era slittato perché non era giunto l'esito di un esame, adesso sappiamo benissimo invece che l'esito del microbiota non è arrivato perché dall'Inghilterra l'esame è stato spostato a un laboratorio del Texas, per cui chissà quanto ancora ci vorrà. Speriamo non finisca come a Rimini, perché a Rimini da dicembre si è passati a gennaio e poi da gennaio si è passati a febbraio. Riguardo il discorso del ritrovamento del corpo, è strano che un killer qualsiasi faccia ritrovare il corpo, perché ovviamente senza corpo avrebbe più possibilità di non essere individuato, ma è ancora più assurdo che metta in atto lo staging, perché lasciare il cordino e condizionare il cadavere significa anche rischiare di lasciare impronte di sé su quel corpo e poi, in caso di indagine, significa anche quindi rischiare di essere individuati. È una mossa che un killer qualsiasi sicuramente non farebbe. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.